Stasera grande festa anche a Santa Giustina in Colle, dove analogamente a Presina la sfilata era stata rimandata la scorsa settimana a causa del maltempo. Inferiori in numero ma non nella sostanza agli amici di Piazzola, anche qui il divertimento l'ha fatta sicuramente da padrone. Lo show è cominciato alle 20:30 e si è concluso circa verso la mezzanotte con uno spettacolo piromusicale e la lotteria. Ad essere giudicati in serata 19 gruppi allegorici, tra cui alcuni pluripremiati. A bordo strada una folla di persone sicuramente più numerosa rispetto alla passata edizione, ma ricordiamo che questa sera c'era anche una grande competizione di carnevali notturni nel Padovano, con sfilate a Codevigo e Presina. E quindi perché scegliere proprio questo carnevale? Lo abbiamo chiesto al sindaco di Santa Giustina in Colle. Sicuramente per la pubblicità che è stata fatta dalla Proloco, da 2 mesi a questa parte è stata fatta una pubblicità intensa. L'anno scorso il carnevale è andato benissimo e quindi sull'esperienza dell'anno scorso la Proloco si è adoperata per incrementare il numero dei carri, e questo è stato anche fatto grazie al volontariato di tutta la Proloco, e abbiamo ottenuto un buon numero di partecipanti come carri, 18 carri rispetto ai 15 dell'anno scorso. Carri molto belli, quindi la gente sapeva benissimo che era un carnevale di qualità e sono venuti numerosi per questa serata. Potete trovare il video completo della manifestazione su Fisherman Channel Premium, sul nostro account di YouTube, e i contenuti extra con la fotogallery sul nostro sito internet o nelle nostre pagine social. Fisherman Channel News, Santa Giustina in Colle.